Scatman's World. Attenzione raga, è entrato il cubendone, è entrato il cubendone. È entrato il cubendone. Attenzione, E5, E5, E5 su Ziggler. E il cubendone aiuta Kane. Vai arbitro, vai arbitro. Attenzione, e il cubendone distrugge Dolph Ziggler. Il cubendone dimostra che anche se è entrato da poco nella WWE vuole subito massacrare tutti. Wow wow wow, vince il grande wrestling, un saluto del cubendone veneziano. Ragazzi, dopo la beffa ai danni di Dolph Ziggler, dove il cubendone ha dato una mano a Kane per una piccola faida dove il Dolph Ziggler ha tentato di baciare Tori, adesso siamo in un submission match, ragazzi. E perché questo? Perché nella puntata precedente di Raw Chris Jericho in un'intervista ha affermato di essere il migliore nelle sottomissioni, ma il cubendone non ci sta, visto che anche lui è un grande e vuole tentare a Superstar di dimostrare a Jericho che è lui il re delle sottomissioni con la Clipper Crossface e la Sharpshooter. Vedremo, ragazzi, vedremo. Tanto il cubendone entra con tutto il suo splendore, eccolo qua. Vai. Jericho è veramente carichissimo, ha detto nell'ultima puntata di Raw ha detto: Fioi, non ce n'è per nessuno, io sono il re delle sottomissioni, tutti cedono contro di me, vedremo. Ed entra Jericho, ragazzi. Chissà, può essere l'inizio di una faida tra Jericho e Veneziano, chi lo sa. Sarà un match comunque difficile per il Cumenda, perché appena ha debuttato da poco in WWE e Jericho è sicuramente un avversario fortissimo, tanti WrestleMania, tanti titoli. Eccolo qua Jericone. Vai. Vediamo se il Comendone riesce a fare l'impresa di battere Jericho con la sottomissione, cosa veramente difficile. E il Comendone comincia bene, il Comendone comincia bene, ma sarà un match comunque difficile. Contromossa comendiana. Bravo Come, ok. Come è partito veramente bene, il Comendone è partito alla grande, ma non si sa mai con Jericho. Bravo Come. Il Comendone prova subito. Puff. Il veneziano è partito alla grande, ragazzi. Il veneziano è partito alla grandissima. Aia, Jericho però c'è adesso. Solo per sottomissione si può vincere. Troppo presto, adesso comincia anche Jericho a lavorare il Cume. Troppo presto ancora, aia. Contro ossa comendiano, ma sbaglia il dropkick. Ancora Jericho, ragazzi, ancora Jericho contro mossa comendiana. Vai. Attenzione, ci prova subito, niente da fare, ancora troppo presto, chiaramente. E vediamo ancora, voglio comunque far del male a Jericho nel corpo, nelle gambe, dai, niente. Il Come comincia a lavorare Jericho. Qua ho sbagliato io, però no, Sharpshooter, no. Ho sbagliato il tasto, sono un coglione. Perché ce l'ho in due posizioni, mi sembra, adesso non mi ricordo. Ho talmente tante mosse. Ma no, Fioi. Il Come è un po' rimbambito, scusate ragazzi, è un momento un po' difficile. È uscita anche l'Xbox One, sono incoglionito. Puff, bravo Come. Vai Come, cazzo, spammiamo a Jericho. Troppo presto. È dura, ragazzi, lei è molto dura. Ancora troppo presto. Fiore, contromosse o come si dice quest'anno? Devo un attimo rivedere la tempistica.
Bravo Kume. Contromossa di Jericho. Aia, questo fa male, usciamo dal ring, va che è meglio. Puff, vai Kume, grandissimo. Torniamo sul ring, va. E il Kume si gasa. E qua il Kume ha sbagliato in maniera clamorosa. Contromossa veneziana però. Contromossa veneziana e puff. E il Kume si gasa. E il Kume, ragazzi, il Kume si pavoneggia. Eccola qua. Non fa ste robe Kume. Contromossa ancora, puff. Sto cercando di caricarmi per avere la mossa finale, cazzo. Contromossa ancora. Bel drop kick. È importante qua avere una mossa per spaccarlo con la sottomissione. Aia. Vaffanculo Jericho. Proprio con il cuore in mano te lo dico. Aia. Jericho c'è adesso, ragazzi. Jericho c'è purtroppo. Adesso però qualche mossa. No, vuole spaccare il braccio al Kume. Basta però spammare. Io posso farlo, tu no. Niente, ragazzi, adesso Jericho ha in mano il match, ragazzi. Jericho addio, no. Guarda, bastardo di un Jericho. Contromossa come Indiana, bravo, proprio in questo momento ci voleva. Però già la finisher lui, cazzo. Jericho ha già la finisher. Bravo Kume. Riesco a prendere una mossa speciale, niente però. Porca troia, basta. Adesso mi fa la... Eccola là. Occhio, striscia Kume, non ce la faccio, non so neanche la determinazione, molto bene. Però sono distrutto, ragazzi. Sono distrutto, il Kume non ce la fa più. No, ho sbagliato, non devo schiacciare la determinazione adesso. Che pirlone. Niente, riesco più a fare una contromossa, non riesco più a fare una contromossa che sia una. Niente. Maledetto Jericho. Match veramente difficile, mi hanno messo proprio un match di quelli complicati. Mossa speciale finalmente. Contromossa. Vai. Non me la puoi parare la sharpshooter. La mossa del cecchino. Dai Kume che comunque spacchiamo il culo. Dai, non ce la posso fare però. Lo stiamo spaccando. Rope break. No, l'archeo me la para. L'archeo me l'ha parata. Non ci credo. F5. Bravo Kume. Proviamoci, dai che forse arriva. E cede, il Kumentone ha vinto. Questo match ha dimostrato di essere un fenomeno, di poter battere in sottomissione anche Jericho, che si riferiva a un maestro. Incredibile a Superstar cosa ha fatto il veneziano, impresa. Sarà dura per Jericho digerire questa sconfitta nella sottomissione. Grandissimo Kumendone, eccezionale. Siamo all'ultima settimana prima di Over the Limit e il Kumendone veneziano è contro Brock Lesnar, ma Brock Lesnar viene da un brutto infortunio nelle ultime 2 settimane e quindi Vince McMahon gli ha messo veramente un match contro un debuttante veramente tosto che ha battuto Chris Jericho in un match di sottomissione dove Jericho si sentiva strafavorito, ma Jericho ha promesso battaglia al Kumendone nel prossimo mese. Adesso però è contro Brock Lesnar, ragazzi, e Brock Lesnar non è in forma assolutamente.
quindi potrebbe essere un match molto veloce a Superstar. Eccolo qua il Brocca. Eccolo qua il Brocca, ragazzi. Intanto nei match di rivalità Dolph Ziggler ha sconfitto 2 volte John Cena, ragazzi. Cena è un po' in difficoltà con Ziggler che vive un momento magico. Commenda veneziano. Vai. Il Brock Lesnar sicuramente non è in forma, ragazzi. Dopo un brutto infortunio 2 settimane fa è appena rientrato e subito l'ha messo il commendone. Sarà dura per il Brock, perché comunque sto commendone sembra un avversario tosto. Attenzione il Brock però. Aia, il Brocca c'è. Aia, il Brocca c'è, il Brocca c'è. Il Brocca ha detto che non interessa niente, qualsiasi cosa è contro di lui, la vuole distruggere, massacrare. Bravo, Comendone, molto bene. Olympic Kume. Olympic Kume Slam. E il Kume sta giocando alla grande, sta lottando veramente bene, però anche Brock Lesnar, ragazzi, dopo l'infortunio sembra comunque ripreso. Come sta attento perché sto qua si sveglia, sono cazzi tuoi. Aia. Mamma mia che bomba che ho preso qua. Ancora Brock Lesnar domina. C'ho il Brock, non c'è niente da fare. E ritorna sul ring, Lesnar lo rivuole sul ring. Aia. Bravo Kume. Il Kume prova ad andare. Vai Kume. Bravissimo. Venezianone c'è, ragazzi. Si carica. Il venezianone si carica. Contromossa kumendiana. Contromossa kumendiana. Dai. Puff. Bravissimo veneziano. E prova la sharpshooter. La mossa del cecchino. La mossa del cecchino. Dai cazzo, dai. Dai, niente da fare. Niente da fare. No, ma perché? Ma non doveva far così, non doveva far così con la finisher. Occhio al Brocca. Eccolo là, Dio Cristo, madonna. Che sfiga. Devo pararla assolutamente. Eccola là, invece no, questa è grossa, questa è brutta. Aia, questa è brutta. Questa è molto brutta. Aia. Ragazzi, qua rischio. Bravissimo, come sento usare la determinazione, quindi ne ho un'altra. Contromossa comediana. Grandissimo Kume. E proprio le 5 a Brock Lesnar. Le 5 proprio a Brock Lesnar. Con un miracolo. Ero praticamente schierato. 1, 2, 3. Mamma che Kumenda. Ancora Superstar col Brocca. Dopo l'infortunio non si è ripreso. E il Kumendone c'è. Lesnar scioccato da questo Kumendone. Il Kume domina. Ragazzi, nel prossimo pay per view Over the Limit non c'è ancora il Kumendone chiaramente, ma 2 belle vittorie. C'è il periodo degli Stati Uniti, Ambrose, Zack Ryder, Benoit Battista, Divas Champion AJ Lee e Kathleen, Tag Team Champion Brodus Clay, Tensai con Reigns e Rollins, e la posizione World Heavyweight Championship Hogan e Del Rio, Shawn Michaels, Sandom e John Cena, Dolph Ziggler. Ragazzi, voglio tentare le rivincite con Hogan, Del Rio e Cena Ziggler, perché voglio strappare la cintura Del Rio e soprattutto voglio riprendermi la cintura, perché Dolph Ziggler campione non l'accetto assolutamente. Raga, un saluto dal Kumendone veneziano, il micromondo WWE continua. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.